Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Ricominciamo la settimana, oggi è il primo dei due appuntamenti delle dirette con la sottoscritta, lunedì, venerdì 21:15 e invece il mercoledì alle 18 con il Marietto Veneziano. Quindi se non dovessi riuscire questa sera a rispondervi o a rispondere a tutte le domande che mi avete posto, oltre alla possibilità che si ripropone con la sottoscritta venerdì, ricordo alle 21:15, avrete anche un'altra opportunità nell'arco della settimana con il Marietto Veneziano alle 18. Bene, detto questo, ovviamente vi ricordo tutta una serie di cose, vi ricordo che prima di cominciare a rispondere do sempre delle indicazioni anche per quanto riguarda le cose che facciamo, i nostri servizi professionali e come per esempio dovete porre la domanda. Vi ricordo di mettere il vostro nome e la vostra data di nascita, una domanda precisa, mirata, formulata in modo chiaro, possibilmente con alcuni dettagli. Vi faccio un esempio. Mettete, ciao, mi chiamo Sofia, sono nata il bla bla bla, sto cercando lavoro, sono ferma da qualche tempo, vedi se entro l'estate, entro la fine dell'estate o entro settembre, insomma, date un'indicazione, trovo qualcosa. Questo è un esempio. Altro esempio, sto frequentando mi chiamo Michela, nata il bla bla bla, sto frequentando Matteo bli 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 bli. Bli 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 sarebbe la data di nascita, non so se avevate capito, comunque. Siamo entrambi single e, come andrà la nostra relazione? Ci frequentiamo da 1 mese. Voilà, questo è un esempio. Perché vi dico così? Perché, spesso le persone mettono lì una domanda, pochissime indicazioni, si vedono un mare di figure a cui non si riesce a dare una facile interpretazione, non perché vogliamo la cosa facile, ma perché vogliamo rispondervi, nel modo più attendibile, anche senza star lì, potrebbe voler dire che è una cosa anche che può diventare più una lezione di cartomanzia che non una diretta, quindi mi raccomando, così che abbiamo lo spazio un po' per tutti. Un'altra cosa, tendiamo a rispondere ovviamente di preferenza a persone nuove del canale. Primo perché così ci conoscono e ci permette quindi di presentarci anche, per eventuali consulti privati. E secondo perché fare sempre le stesse domande alle sibille veramente non porta da nessuna parte. Quindi mi raccomando, ma anche per me che vedo sempre le stesse che noia, che barba, che barba, che noia, quindi cercate di capire che non gira il mondo intorno a ognuno di noi, ma a tutti, quindi per tutti c'è questo spazio gratuito. Altrimenti io sono comunque disponibile a sentire sempre le stesse domande in privato, questo mi va benissimo, non è un problema, è il mio lavoro, non voglio annoiare però le persone che si collegano a noi e giustamente nemmeno io che mi sembra di fare serate di dirette fotocopia. Quindi mi raccomando, l'ho detto chiaro, se avete già fatto la domanda nel corso delle dirette, degli anni, perché ormai io sono comunque online da svariato tempo, cercate di attendere pazientemente il vostro turno perché la priorità è rivolta alle persone nuove del canale. E poi questo non esclude il fatto che possiate avere una risposta, anzi, se chiaramente mancano persone nuove, perché no, ci mancherebbe, siete i benvenuti sempre, questo è chiaro. Altra cosa, come vedete, io prima di rispondervi vi dico delle cose, quindi se mettete lì la domanda, poi al momento in cui siete selezionati non siete presenti, perdete il diritto di avere la risposta, nel senso che andiamo avanti e selezioniamo qualcun altro. Non occorre nemmeno che la scriviate 15 volte, mi raccomando. Allora, vi ricordo che ci trovate online sul sito www.ilcapitano.altervista.org, è un sito ormai famoso, nel senso che è, ben indicizzato e per tutte le persone che hanno cercato nella loro vita almeno un circuito radionico sono, sicuramente inciampati incappati in questo sito. Qui, in sovraimpressione vedete la home page, ci sono moltissime sezioni che potrete vedere in quella striscia azzurra
che taglia a metà la pagina, e le sezioni sono tutte completamente visitabili e, in tutte le sezioni trovate materiale da scaricare. Nella sezione shop, ovviamente anche i nostri servizi professionali. Tra i nostri servizi professionali potrete osservare che è praticamente, a parte per i trattamenti radionici e radiestesici e ovviamente i consulti professionali, quasi tutti i nostri servizi, anzi appunto ad esclusione di quelli che ho menzionato, sono di natura cabalistica. Pertanto questa è la nostra tradizione, di questo ci occupiamo e, tramite queste conoscenze cerchiamo di darvi una mano. Ovviamente possiamo in qualche modo studiare la situazione tramite il consulto privato e decidere la strategia da seguire. Vi ricordo che sia il Marietto che la sottoscritta seguiamo anche persone che hanno deciso di intraprendere un percorso che noi definiamo di rettificazione, quindi di miglioramento a 360 gradi, il percorso che ci permette di conoscere quali sono gli influssi, principalmente planetari, cui siamo assoggettati e di cui non ci rendiamo conto, spesso e volentieri, e di imparare a conoscere in che modo fanno leva sulla nostra personalità, in che modo attivano in noi la, frenesia di reagire alle cose, rendendoci quasi degli automi. Quindi uscire da questi schemi, da questi meccanismi permette di controllare in modo diverso la propria vita e, tra questi sistemi, tra questi, strumenti, l'amuleto talismano che vedete in sovraimpressione sicuramente è uno di quelli. Tanto per cominciare, perché se non ci difendiamo, e questo è un ciondolo caricato di ben 9 livelli difensivi, se non ci difendiamo dalle forme di interferenze, soprattutto nel momento in cui decidiamo di prendere in mano un po' le redini, è un po' illusorio pensare di avere il pieno possesso della propria vita, del proprio destino, fino a quando non si trascendono le forze planetarie che sono non per niente delle forze, quindi sono straordinariamente, condizionanti nella nostra vita, quindi finché non riusciamo a trascendere questo, principalmente conoscendo in che modo lavorano dentro di noi e cambiando questo, portando equilibrio alla nostra personalità, è ben difficile, pensare di poter applicare con successo la legge di attrazione, piuttosto che i 101 desideri, ve le sparo lì, ma la verità è questa. Rendiamoci conto che c'è una parte di noi, come una pluralità di io, che ci tira da una parte, un'altra da un'altra e qui c'è una folla che non ha nessun tipo di accordo. Quindi bisogna lavorare tantissimo sulla propria personalità prima di vedere degli esiti e dei risultati, o quantomeno imparare a conoscersi e andare incontro a quella che è appunto il potenziale della nostra personalità e degli influssi planetari che governano la nostra vita. Ma ovviamente, ho menzionato gli influssi planetari anche perché ci occupiamo di astrologia, ma anche di ritualistica planetaria, tramite i sigilli della tradizione salomonica, i sigilli della tradizione di Mosè, che è addirittura antecedente la tradizione salomonica, e ovviamente ritualistica, sempre di matrice cabalistica. Quando dico matrice cabalistica intendo che vengono evocate delle intelligenze divine, ognuna per il proprio compito e scopo, e ciascuna viene indirizzata per occuparsi di quella che è, la situazione della persona ovviamente che ci sottopone la sua problematica. Bene, pertanto ricordatevi, non c'è nulla di preconfezionato, non siamo in grado di darvi cifre al volo, quanto costa far tornare il mio ex, e qua dipende il tuo ex perché ti ha lasciato, se c'è di mezzo un'altra persona bisognerà prima slegarlo e poi avvicinarlo, cioè ci sono tutta una serie di passaggi che vanno valutati per tempo compreso, e soprattutto in anticipo, compreso anche quante ripetizioni sono necessarie per saturare i corpi sottili e soprattutto per creare una struttura in astrale che poi vada a condensarsi con una nuova realtà sul piano materiale. Quindi non pensate che, la cosa sia istantanea, i tempi purtroppo sono lunghi,
Quindi se non avete pazienza, se volete risultati immediati, se credete che in un giorno vi facciamo camminare sull'acqua, stateci lontano che è meglio, non ci deludiamo a vicenda. Se invece volete lavorare su di voi, se invece credete nel fatto che c'è un tempo per tutto e che noi cerchiamo ovviamente, di fare i movimenti e i passi più giusti, anche perché vengono studiati in anticipo, allora e avrete pazienza anche cooperando, facendo la vostra parte, sicuramente nel tempo vedrete la differenza. Bene, detto questo direi di cominciare a rispondere. Lascio il Marietto selezionare le domande fra quelle poste meglio, soprattutto fra le persone che non abbiamo ancora sentito. Bene, Mario, 28 febbraio 95, Eleonora 30 luglio 94. Torneranno assieme? Okay, Mario, confermami se sei ancora presente di essere qui, così, procediamo a risponderti. Ah, e volevo far notare qui un Facebook user. Buonasera, vorrei tanto sapere chi sei e salutarti perché giustamente hai messo il tuo saluto, tra l'altro non hai neanche posto la domanda, quindi, sei proprio passato o passata di qua per affetto nei nostri confronti, ma come vedi non vediamo come ti chiami. Mi raccomando, se venite da Facebook ricordatevi di autorizzare StreamYard. Prima è passato Achille, adesso c'è luce, bene, abbiamo visite. Allora, intanto Mario ci sei? Mi pare che non stai rispondendo all'appello. Mario? Sei qui? Se mettete la domanda e poi ve ne andate, chiaramente non vi rispondo, passo oltre. Questo l'ho spiegato all'inizio, vedete che peccato. Allora, Antonia. Antonia, tu ci sei? Avete retto al pippone? Antonia, ci sei? Mi sa che facciamo prima a chiedere chi c'è. Perché allora, chi è che c'è? Tutti timidi o le connessioni stanno facendo veramente pena? Allora, Miki c'è. Premiamolo. Scusate che purtroppo leggere le sibille con la gatta è proprio un'impresa. Okay. Michele, 1° aprile '96. Ah, Antonia c'era, ha risposto un po' dopo, le rispondiamo allora, dopo Michele perché ha risposto subito. Dunque, 1° aprile '96 mi sono reso conto di provare qualcosa nei confronti del mio amico Mattè? Sarà Matteo probabilmente. 28 maggio '95, vorrei sapere se prova lo stesso o resterà amicizia. Spero sia chiara. Chiarissima, chiarissima. Allora, vediamo un po'. Vediamo un pochettino. Sì, avevo intuito, poi se non sbaglio l'hai scritta 2 volte e avevo già, buttato l'occhio sulla prima, quindi allora, eh, qui è sicuramente un'indicazione di profonda indecisione, c'è un turbamento. Potrebbe voler dire tutto e niente. Adesso cerchiamo di capire però l'evoluzione. Allora Miki, si vede una figura qui, ma lui frequenta già qualcuna? Ha una persona nella sua vita?
perché compare una nemica, il che presumibilmente lascia intendere che ci sia comunque già una presenza che faccia da interferenza. Ehm, ma andiamo un passo indietro, cominciando dalla prima linea. Nel frattempo Miki interagisci, sentiti libero di aggiungere, parlare con me, anche se ovviamente non puoi parlare, tramite una chat scritta, però, parla, interagisci con me scrivendomi, perché io vedo che comunque c'è una fascinazione e lui ci pensa, non è che non ci pensa, ma è un molto combattuto, okay, e forse c'è un pelo di freno dato anche da un vedi c'è un raffreddamento per quello che può essere magari il timore del giudizio, Vediamo cosa stai scrivendo, non proprio, diciamo che è una persona a cui piace ma non è ricambiato. Ah, una persona a cui piace. Ah, lui piace anche a un'altra persona? Ma non è ricambiato, okay. Comunque c'è un'interferenza. Io adesso la nemica non è neanche sempre detto che sia necessariamente una figura femminile, è proprio un qualcuno che ostacola, che si intromette. A me sembrava comunque una persona con cui lui avesse un legame, per il semplice fatto che la carta dell'Imeneo spesso indica proprio i rapporti ufficiali. Ora, di fatto o lui magari mettiamo anche che un pizzico di interesse ce l'abbia, ma ritenga l'ufficializzazione come un pericolo o comunque qualcosa che potrebbe essere oggetto anche di la carta della nemica sono anche attacchi verbali, magari il timore, abbiamo visto, del giudizio o magari qualche cosa che, teme gli venga detto da qualcuno in particolare, okay, quindi non sappiamo di essere giudicato, ecco. Quindi c'è un po' un peso, però ti devo dire che comunque ha, come dire, bisogno di te, okay, c'è un legame particolare da quello che vedo ed è un legame destinato anche ad essere comunque duraturo. Io penso che potrebbe potrebbe esserci un qualcosina che lui valuterà. Di sicuro una grande intimità. Di sicuro se tu, saprai anche, accettare le sue difficoltà, la cosa più bella che avrete è un'intimità, un'unione che magari va al di là di quello che è la tua aspettativa, okay, anche perché vedi, malinconia, riunione, gelosia, comunque lascia intendere che per lui è forse un pelino troppo. Magari è solo una questione di adesso o magari una questione di sempre, però le sibille ci rispondono per quello che è il prossimo immediato periodo. Si vede che qualcosa lui l'ha pensato, c'è un'ammirazione, c'è, forse, gli piace sicuramente il tuo modo di fare, il tuo carattere, il tuo modo di pensare, cioè ci sono tante cose che gli piacciono e che si leggono qua nelle sibille, però quello che forse non riesce a superare è proprio il timore, no, ma vediamo che comunque ti ripeto, la cosa evolve in una direzione di profondo affetto, come se valutasse qualcosa in più, ma di fatto, ti ripeto, per lui, con queste carte sembra veramente un pensiero che lo turba un po' troppo. Per il momento e anche per il prossimo periodo, che può essere l'arco di qualche mese, non lo vedo come una possibilità. Però di fatto c'è, vedi, non so se state organizzando un viaggio insieme, non so se state pensando di andare in vacanza da qualche parte, c'è comunque qualcosa che bolle in pentola. Però c'è anche qualcuno che,
che controlla, magari in futuro potrebbe anche essere lui che ha timore di anche qui di essere spiato e controllato, però ecco, il rapporto se saputo gestire, se c'è anche il rispetto reciproco per quello che è il sentire individuale, allora siete destinati ad avere un rapporto molto duraturo, però bisogna, ecco, non devi spingere sull'acceleratore adesso, perché non è pronto, o forse semplicemente non il suo sentimento è di una natura diversa, okay, però per ora non sembra che abbia già preso una decisione netta. Ci tiene troppo, ha bisogno di averti vicino. Allora, vediamo un pochettino la prossima domanda. Allora, allora era proprio una questione di differita perché il sì, sì di Mario è arrivato è arrivato tipo 10 minuti dopo che ho chiesto se era presente. Allora, a questo punto c'era, la Antonia che era stata scelta per prima. Spero tu ci sia ancora Antonia. Ehm, Ho detto appunto che ti avrei risposto. Intanto, mentre vediamo se Antonia c'è, ehm, saluto Loredana, saluto Cricri, saluto il Facebook user che speriamo vada a autorizzare, StreamYard, ehm, saluto Nella, saluto Anthony. Perfetto. Oh, Antonia c'è. Benissimo, benissimo. Allora, salve, volevo sapere se il mio trasferimento andrà a buon fine. Grazie, 17 marzo 62. Bella Antonia, dove te ne vai? Cambi lavoro, cambi nazione? Ti invidio se lo fai, perché io son venuta a ripararmi in Sicilia, ma, cioè adoro questa terra, l'ho per la prima volta ho sentito un posto come casa, ma purtroppo ahimè fa ancora parte dello Stato italiano, quindi ogni tanto guardo un pochettino il mappamondo. Puglia, te ne vai in Puglia, oh va bene, brava, al caldo. Allora vediamo un po', 17 marzo 62, la cara Antonia, vediamo come le va il trasferimento. Benissimo. Allora, sicuramente è una cosa importante, ogni volta il messaggero veicola sempre cose importanti, quindi una cosa importante che genera però un po' stati di altalenanza, un po' felice, un po' no, un po' confusa, un po', c'è un po' di confusione, ecco va. Allora vediamo però è solo il taglio. Anche tu Antonia sentiti libera di interagire con me, anche perché nel consulto privato parliamo, analizziamo le cose insieme, le giriamo e le rigiriamo con più domande, non sempre la stessa, ma da più prospettive, quindi è una cosa a cui tengo, ecco, non mi piace monologare nemmeno nei consulti. Allora, speranza, denaro, allegria, mercante, nemico. Allora diciamo che, sei determinata o quantomeno desiderosa, speranzosa di trovare una stabilità, no, una base solida, in questo trasferimento. Quindi diciamo che forse, anche a livello lavorativo ti sei dovuta muovere. Comunque c'è la carta del mercante, c'è la carta del denaro, si capisce che non stai facendo un colpo di testa, ma, ti sei guardata intorno. La carta dell'allegria comunque ci dà l'indicazione di aver comunque individuato qualcosa di cui sei
comunque contenta e soddisfatta. C'è una partenza piena di speranze, ma c'è già un piccolo ostacolo legato alla condizione lavorativa. Ora, se questo, è l'ostacolo legato al lavoro attuale piuttosto che all'aver individuato un qualcosa lì, non è facilissimo da discernere e come dire, non è una, cosa, di facile, individuazione. Il nemico può indicare che c'è necessità di fare una prova, di una verifica, di sottoporsi a dei controlli, quindi non dico di tipo salutare, ma comunque, un qualcosa che dà l'idea di qualche piccolo ostacolo o una necessità di controllo, quasi una diffidenza. Quindi non so in che ambito e in che modo si possa essere manifestata questa cosa, però intanto c'è. Magari un po' il timore perché, stai lasciando una situazione che era già piuttosto solida dico non lo so, sto ipotizzando, cercando di leggere il significato delle carte nella linea del passato. Di fatto speranza, pensiero, dottore dispiacere. Allora, in questo momento scusami, costanza, in questo momento comunque la realizzazione c'è, quindi secondo me il trasferimento avverrà da qui a breve. Io adesso non so quando lo hai pianificato, però il programma c'è e ci sono degli aiuti, ma degli aiuti che però non ti stanno dando il sostegno che avresti voluto. Vedo arrivare delle frustrazioni o delle notizie non troppo incoraggianti, va bene? Quindi sarai preoccupata, preoccupata soprattutto forse perché aspettavi una risposta o stai aspettando una conferma di qualche tipo. Sempre ritengo per la questione lavorativa, perché c'è comunque lettera, donna di servizio, quindi arriva poi finalmente una notizia di inizio, okay, di quando cominci a lavorare. Allora, vedo 2 persone di una certa età, uomo o donna, potrebbero essere dei suoceri, potrebbero essere delle figure comunque magari i genitori che sono un po' anziani, cioè, ci sono 2 persone comunque veramente, che saranno per te fondamentali. Ora non so per tua madre, okay. Ehm, quindi vedi arriva ecco allora ammalato, lettera, donna di servizio e le preoccupazioni che vedo qua, dottore dispiacere, riguardano proprio l'aspetto di salute della tua mamma. Quindi c'è effettivamente le sibille, vedete loro parlano, è nella domanda la chiave di lettura. Quando non c'è chiara nella domanda l'indicazione del perché ti trasferisci, io ovviamente vedo che hai delle cose da fare, che c'era vedi una il un qualcosa di solido a cui ti rifacevi e alla fine sono i genitori, ecco. C'è la figura della mamma, le preoccupazioni, a questo punto le cose da fare, okay, sono legate alla mamma. Comunque vedi che la carta dell'amore, comunque dà un'indicazione, abbastanza positiva, quindi, sicuramente per un periodo le cose andranno bene. Il problema è che ti devo dire per un periodo, perché nell'esito non è proprio una allora, ora qui c'è da capire cosa avverrà. Ovviamente non siamo in condizione di farlo adesso. Le sibille ci preannunciano comunque un momento di una prova un po' forte, un po' improvvisa che riguarda appunto la famiglia. Probabilmente magari ci sarà un problema importante, magari invece c'è una serie di discussioni con qualcun altro che arriverà. Qui, ripeto, non conosco tutti i dettagli della situazione, la domanda guardava solo al trasferimento, quindi diciamo che è un c'è la possibilità di un ritornare indietro poi, un po' oppure che questo ritorno a casa comunque sia l'inizio di una serie di prove,
Anche qua il militare potrebbe indicare che magari non sei l'unica a ripiegare giù, mh, potrebbe arrivare qualcun altro con cui iniziano delle contestazioni, dipende sempre la natura di questo problema che si viene a creare qui, okay? E quindi, beh, l'affetto di queste persone per te è immenso, okay? E sicuramente così pure la gratitudine per il fatto di esserci con loro, però c'è qualche problema importante che vai ad affrontare, okay? Vi ricordo comunque che sono disponibile per consulti professionali privati, 45 minuti, 20 €. Vediamo un pochettino di rispondere adesso a, un'altra domanda. Vediamo un pochino, vediamo Anthony, che è nuovo. Nuova è Mary. Allora, ciao, sono Mary, 25 aprile '84. Intanto Mary mi dici se ci sei, perché così prego Antonia. Mary, ci sei? Okay, ci sei, benissimo. 25 aprile '84, vorrei allontanarmi da casa per crescere professionalmente. Lavoro con il turismo e altro. Io posso fare lo posso fare questo mese? Oh, una struttura in Austria. Okay, vediamo un pochino questo progetto di trasferirti in Austria. Vediamo un pochettino. Brava, comunque bellissima domanda, mi piace quando siete così, mi piace tantissimo, c'è partecipazione, del resto è importante. Allora, gran consolazione e gran signore. Beh, tra l'altro, hai anche un appoggio rispetto ai tuoi sogni e ai tuoi desideri, qualcuno caldeggia per te. Potrebbe essere il papà, potrebbe essere magari invece il marito, dipende qua. La figura del gran signore può essere qualsiasi persona comunque che ha a cuore il tuo bene. Allora, beh, diciamo che, vedo che, c'è stata questa scusami, ho preso tempo non perché stavo guardando il dialogo creato cioè la frase costruita dalle Sibille. Si vede che c'è una proposta di collaborazione. La carta del domestico potrebbe indicare un uomo giovane, così come potrebbe con cui andresti a collaborare, ma potrebbe anche indicare che il ruolo, la mansione non siano proprio inizialmente, fin da subito quelle più adatte alle tue qualità e capacità. Comunque con un po' di gavetta non è, impossibile che tu ottenga dei ruoli di responsabilità. Ehm, Perché belvedere, sacerdote e mercante comunque sembra la possibilità effettivamente di crescere, ma sembra anche che, un titolare, mettiamola così, una persona molto più matura in età, ehm, stia cercando una figura professionale simile alla tua o come la tua e quindi stia valutando effettivamente anche il tipo di inquadramento, okay? Ehm quindi c'è la possibilità sì, e come? La carta da fortuna, la consonante sorpresa. Quindi è proprio possibile realizzare, e addirittura la carta da fortuna parla del tempo giusto, del tempismo anche, okay, di quelle qualità, di eventi che sembrano un po' destinati, no, ehm, però c'è una preoccupazione qui che io vedo. La carta della malinconia può anche indicare che
sì, parti, hai questo desiderio, anche l'entusiasmo, no, però c'è un qualcosa che ti lascia, pensierosa Mary, non so cos'è, non viene detto, forse i guadagni. Cioè, la cosa che mi sembra più plausibile, visto che qui con Sante Sorprese anche quando raccogliamo, no, e qui c'è un pensiero, e qui i deliranti col denaro, insomma, forse non è tanto chiaro l'aspetto economico, o magari te lo faranno sudare tantissimo, okay? Buonasera, buonasera. Allora ciao anche Eva. Allora io intanto ogni tanto vedo arrivare dei nuovi commenti, quindi penso sempre che sia la persona "Mi sono preoccupata per la famiglia che devo lasciare". Okay, infatti, sì, non è una partenza a cuor leggero, si vede. Però, attenta perché comunque, a parte che i deliranti potrebbe anche dire che qualcuno dicendo delle cose possa un po' generarti confusione, può anche indicare comunque anche il pensiero proprio di dover lottare per, costruire qualcosa con solidità. E ci sono delle situazioni che insomma un pochettino, devono ti ripeto, devono essere chiarite soprattutto sotto il profilo dei compensi secondo me. Dei compensi, del tipo di accordo, contratto, perché guarda, stanza ladro nemico, qui sì, qui potrebbe subentrare qualcuno in un secondo momento, che poi potrebbe generare qualche difficoltà. Comunque il ladro dà l'idea di un cambiamento, cambiamento della situazione, ma anche che qualcuno porti un cambiamento. Chiaramente il cambiamento del ladro non è che possiamo dire che veniamo interpellati nella cosa, generalmente succedono alle nostre spalle quando c'è questa carta. Quindi ricordati di che c'è questo passaggio e insieme anche a questa forma di diffidenza. Quindi è vero, ti diranno delle cose, ma poi cambieranno. Cambieranno e questo ti lascerà un po' così, un po' e tu stessa sarai anche a tua volta oggetto di, controllo. Ecco, non è forse questa situazione in Austria non è esattamente la migliore, anche se tu parti carica da non solo le aspettative, lavorative che hai, ma anche piena di entusiasmo rispetto a questa possibilità, a questa prospettiva. Però a mio avviso cambierà qualcosa quando sarai là. Probabilmente probabilmente questo qualcosa che cambia, anche la carta della gelosia, quindi le cose sono 2: o c'è questa persona gelosa che prova un qualcosa per te, una persona importante per te e comunque che tende a proteggerti, a tutelarti in tutti i modi o in tutti i modi che gli sono possibili, che sapendo le tue difficoltà viene fino là a prenderti, non lo escludo, o con la scusa di ti viene a trovare. Comunque oppure sei tu che te ne torni sotto suggerimento di questa persona per via di denaro che vedi, queste sono anche perdite di denaro, magari forti incomprensioni, oppure semplicemente cambi, perché no, cambi la struttura per cui andrai a lavorare, proprio perché si sono generate delle situazioni poco chiare e poco felici, okay, però non vedo una disfatta, più che un ritorno a casa, sembra proprio un cambiamento. È possibile che tu andrai da qualche altra parte, magari sempre restando là, in Austria, okay? Benissimo. Allora cari amici, io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato, per essere stati in mia compagnia. Mi dispiace se non ho il tempo, sufficiente a rispondere tutti, ma vi invito a tornare con la sottoscritta venerdì alle 21:15. Se non avete pazienza potete provare ancora con il Marietto mercoledì alle 18. Se volete ancora accelerare di più, sono sempre disponibile per consulti privati 20 €, 45 minuti,
e quindi in 45 minuti abbiamo modo di guardare tante cosine, e quindi di rispondervi anche in un modo, come dire, dove siamo più coinvolti e siamo insomma insieme. Vi ringrazio tantissimo e buon proseguimento di serata. A venerdì alle 21:15. Grazie a tutti.